qualcosa di importante che ti manca e non è addosso la tua solita grinta e che ti svegli come se fossi già stanca e vai spedita a preparare un caffè doppio e se non basta dopo provi con la doccia ma poi lo senti che non parte quello scoppio che è come il tuono poco prima della pioggia e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene e fai pure come me non chiederti perché volume basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia tu dagli il calore basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia e calore buongiorno, oggi non è lunedì, oggi è giovedì, caro Enzo. Però sembra un lunedì, infatti. Un lunedì corto che ci porta già al weekend. E dunque 26 aprile 2018, Barletti a Est sempre presente. Questa mattina con Chop Chop Band ci piace sprigionare un po' di buon umore e adesso vedremo un pochettino dove ci porta il bolello a seconda della tua coscienza, Nello. Beh, io vorrei vedere se ce l'hanno anche gli altri la coscienza, sai dove voglio andare? Ma non lo dire, dai. No, così diamo okay. Così non ci lasciano. Ah, ok. Ma temi questo? Sì. Che dici tu? Lo diciamo o facciamo una cosa? Piccolo assaggio e poi a buon intenditor poche parole. Andiamo sul luogo dove ieri è stato oggetto di critiche o di derisione, come possiamo dirlo? Andiamo a vedere il delfino morto, ragazzi, voglio vedere se l'hanno tolto, speriamo che l'hanno tolto, perché ora andiamo a fare una... Di nuovo in linea, ecco qua. Dicevi Enzo, scusami. No, leggo buongiorno ragazzacci e riflettevo su questa parola ragazzacci. Sì, noi a volte siamo dispregiativi assoluti perché ci piace combattere contro ogni forma di ipocrisia, contro ogni falsità, che comunque transita spesso negli esseri umani. Salutiamo Rosa Cafagna, Attilio Don Vito, ecco, buongiorno ragazzuoli, buongiorno Barletti a Est, altra bella giornata stamani, il mare è una tavola, è piatto come una tavola, e se domani verrà il sogno si avvererà è andata bene perché hai scelto proprio te E allora dicevamo, scusami Rosa se sei in linea, ma stiamo facendo il buongiorno. Appena ti chiamiamo, Rosa, comunicazione interne questa.
E niente, dicevo Enzo, c'è questo mammifero morto, no? da un bel po'. Spiaggiato. Sì, spiaggiato e giustamente questa è una cosa molto importante da toglierlo, perché Certo, da rimuovere. Perché c'è il problema che si deteriora, cioè, molte... D'accordissimo. Allora noi come Barletta a Veste Non come... ho mai visto una cosa che muore e che non puzzi. infatti. E poi morire è la cosa più naturale del mondo. Si muore in terra, si muore in mare, cioè è la cosa più naturale del mondo. Buongiorno Vicky. Ciao Vicky! Ma Vicky, hai una casa grande? Sulla del mare, fra il porto e la fumare, quasi la nostra costa è stupenda, ma chi la amministra è indegno. Eh sì, perché è stupenda, perché Madre Natura ha voluto farci questo regalo, ha detto vi pennello un tratto di costa che è simile al paradiso e poi tu uomo abbine cura, In realtà non è così, anche perché poi migliorando le nostre strutture già esistenti, naturali, si fa sì che arrivino più turisti, più gente, insomma si fa il bene della città a 360 gradi. Nuovo Lido. Quando la Sibe Barletti da stazione. Bello, è tutti al lavoro, è una cosa bella. Parro cordava pesce la marina. Comunque quando passiamo da qua Enzo mettiamo sprigiuna. No, io sto un po' sognando, dando un'occhiata mentre cammini lì e immaginare. Ah, che belli! Volete un passaggio? Quindi Bettolo e Bettola all'opera. in action, in azione. Quindi allora altri 2 lidi aprono in più quest'anno? Mi sa di sì, ancora di più, non lo so di preciso. Solo che cominciare i lavori in fretta e furia a fine aprile per essere pronti poi. No Enzo, quelli sono organizzati. Vedi, ancora questi qua ancora devono sistemare. Di solito è questa. Però esistono già i servizi sotterranei, esistono già, capito? Questi basta che scoperchiano una pulitina sì. Però sono ancora fermi, Ma di solito sempre dopo Barletta, sempre dopo il 1° maggio lo fanno. No, anche perché loro adesso danno, cioè sono più elastici nelle concessioni, ti fanno aprire un tempo. La stagione cominciava il 15 di giugno, no? Adesso già a fine maggio già puoi partire, sì, e anche prima. Quindi ci stiamo avviando lì dove è stato sottolineato e segnalato il delfino morto, che è di ieri la notizia, vero Lê?
Questo è un altro che hanno fatto, insomma. Sì, questo è più per i naturalisti. Comunque è bello vedere che c'è tanta gente che fa il footing, anche se è più bello farlo che vederlo, Un saluto a Francesco Barile, Michele Di Bari. Bisogna investire denaro per far crescere il nostro paese. Eh sì, bisogna investire denaro e le idee, Michele. A volte è come una squadra di calcio. Tu vedi il Paris Saint-Germain, no? Ha investito tanto di quel denaro, però non ha vinto niente, a parte il titolo di Francia. Anche qua ci sono i zozzosi che vengono, fanno i fatti loro e lasciano tutto a terra, come ben vedete. Bisogna immaginare il proprio paese come la propria casa, che tu a casa tua non butti mai le cose per terra, quindi lo stesso bisogna considerare il paese come se fosse casa tua. È sbocciata la primavera, vedi i fiori dappertutto. Poi questo scempio, quella è una cosa che hanno sbagliato, che non si può vedere, hanno rovinato Madre, che danno che hanno fatto, Lello. sì, un danno. Vedere che poi quando c'è la bassa marea sono tutte alghe putrefatte. Che è una Questi dovevano essere i frangiflutti per limitare l'erosione della... Ma per favore, per favore, per favore. Attilio dice: La nostra costa merita molto di più di qualche bottiglia, fazzoletto sporco, scarpe e ogni altro scempio trovato in spiaggia ieri. È una vera vergogna, per non parlare dopo è il test sul lungomare di Levante, dove ci saranno milioni di bambini per terra. Allora, chi vuole intendere intende. Giovanni Saggisi, ciao Enzo, ciao Lerno. buongiorno ragazzi, buongiorno. Qui la campagna è nella sua tempesta ormonale, colori di tutti i tipi, che neanche il miglior pittore, caro Michele Di Bari, riuscirebbe a creare. I colori della campagna, della natura, nessun pittore riesce a farli uguali, nessuno. Se ferma naturista nell'andare, c'è bella stua e sia bella sei. Che dice Enzo? Fermiamo e poi riprendiamo proprio per il fatto del... Che dici? Se manca poco all'arrivo... No, perché dobbiamo sistemarci pure, anche poi per avere l'effetto, perché poi uno deve andare alla fine del buongiorno, capito? Ah, ok. Secondo me è più... Ma siamo lontani dal luogo... Dici 5 minuti? No, neanche. Ecco perché volevo accelerare, chiudiamo e vi diamo appuntamento fra 5 minuti cari amici, che vi facciamo vedere il delfino purtroppo spiaggiato e speriamo che non lo troviamo, speriamo di non trovarlo. perché se non lo troviamo significa che
che funziona, Che che è stato funziona. rimosso e che l'appello è stato ascoltato. Vabbè dai, andiamo diretto, poi No, è un peccato per loro, anche perché si stanno divertendo, stanno facendo la passeggiata con noi, ok. Questa è la strada che porta alla Fiumara, insomma, per chi è di Barletta almeno una volta da questa strada c'è passato, ma almeno una volta, Dunque salutiamo Ombretta, ci dà il buongiorno a Barletta. Michele dice: i colori della natura sono quadri che si muovono con noi. Ah, Michele, madonna. Questa è la strada che sicuramente i barlettani amano di più quando si vogliono fare una passeggiata più lunga. Con lo specchio nel mattino, cornette e cappuccini, non fanno una malbora, non va nemmeno l'ora. E è bella l'aria fresca, che arriva gargano, e è bella non venire a stecchino, mano a mano. Ma fatica, Ma non si trova una fatica. Ma mi chiamate nei spazi, qui c'è il Batfly, vero? Il Batfly. Sì. Dove siamo? Mi sa che avevo di qua. No, da qui non penso, da qui non c'è, da qui per girare. Sì. Oh. Non è che è cambiato, perché abbiamo preso l'altra strada. Ah, ecco, dai là. C'è facci strade No, da qui si va verso l'Ofantone. Lorenzo è lì là. Poi abbiamo la Fiumara, Appunto. quindi Ho sbagliato. è prima della Fiumara. Abbiamo fatto l'altra strada, siamo andati dritti. Ok, allora mo Oh, stiamo- arrivando di lì. Sì. Ecco, ma c'è Dai, vi stiamo facendo vedere un po' di cose belle stamattina. Per noi sono queste le cose belle, la campagna, la natura, i palazzi, quelle cose vengono in secondo momento. Dovevo girare la prima, capito? Ecco perché. Di che l'hai fatto apposta. No, ho sbagliato insomma. Ecco, qua siamo proprio alla fine. Questo è il compromesso, la Fiumara. Siamo alla Fiumara, cari amici. Ecco, questa è l'entrata della Fiumara. Na, 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 na. En namen Gods, en namen Gods, en namen Gods, en namen Gods, en namen Gods. Siamo quasi in Per il poligono, si chiamano Gods. Beh. Bafatek! Ok, possiamo abbassare completamente ci sta la ancora. musica. E qui Lello, spostati un altro po'. Ecco, perfetto. E questa è la zona del Sì, Zaffiro. sì. Eccola là, vedi là.
Quindi non è attenzione, perché adesso stiamo per vedere una cosa non tanto bella, Abbiamo disturbato la guida. Enzo, facciamo vedere prima il bello, prima il dolce e poi il salato. Mamma mia, impressionante però, lì. Allora, cara Capitaneria di Porto, cara Capitaneria di Porto, uno che viene qua, che vede questo bellissimo, stupendo paesaggio e mare, campagna, rana. È impressionante. Però dai ragazzi, cioè ragazzi, fate presto, perché non si può tenerlo qua. Dai signori, abbiate anche un po' di buon senso, di buon cuore, anche perché qua la gente va a fare il bagno, no? Sì. Si sente anche la puzza, No, non può stare. Non può stare assolutamente. Non è un bello spettacolo, Mamma mia, Povera bestia, povero non so, a Mallino. quali autorità bisogna chiedere per Chiamare rimuoverlo? alla Anche perché si riempie di insetti, più poi con questo caldo aumenta. In effetti si sente la puzza, Certo, non è che si poteva sentire l'odore, Ci mancherebbe. Che dice, salutiamo? Sì, no, io vorrei chiedere a quale autorità rivolgersi per rimuovere questa carcassa, perché poi per chi è debole, suscettibile, un pochettino così, gli prende male vedere una cosa del genere. No, anche perché poi questa, se si deve consumare, ce ne vuole di tempo, Questo è un bel grande animale, Tu guarda un po' qui. Di quanta bellezza è popolato il mare, voglio. Va bene, dai, vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, con la speranza che questa carcassa viene tolta il più presto possibile, perché ieri c'è stato fatto il primo appello, ora questo è il secondo. Sì. Bello, io volevo chiudere con una canzone che ho preparato stamattina, che ho trovato una cosa di una mia vecchia serata, per ricordare l'evento di domani sera. Sì, ma lo mettiamo. Quindi poi ci salutiamo così ancora qualche minuto. Signori, vi chiediamo scusa se abbiamo urtato la vostra sensibilità nel guardare questo brutto spettacolo, però ci tenevamo a capire se funziona, se funzionano gli organi di dovere per rimuovere questi eventi, per eliminare queste brutte cose. Perché l'appello è stato fatto ieri, sì, è voglia. Scusate. E poi tutti sordi. Vedremo dopo questo appello stamattina se qualcosa si muove, Allora, andiamo. Questa è uno straccio di una serata di qualche tempo fa, di almeno una decina d'anni fa, per ricordare l'ospite che avremo
domani sera al Glenmhouse a Biceglie per il grande party Discovery. Dunque, la traccia 5 dovrebbe essere no, la traccia 4, ecco. In America, in America, in America, Qui canto io, in America. Domani sera tutti al Glenmhouse, siete invitati. Go ahead, go high. In the USA. In the USA. In the USA. In the USA. In America, in America, in America, in America, in the USA, in the USA, in the USA, in the USA. Si chiama Richard Johnny. In America, in the USA, in America, in the USA. Per l'ultima volta in the USA, in the USA, Oddio, che capito ce l'ha in the cambiata. USA, In the USA, negli in the USA. Insomma, USA, me la discutisci in America, che è più bello. in America, in America, in America, in America. Si chiama Riccardo Cioni, per gli amici semplicemente DJ full time. A mio insindacabile giudizio il DJ più completo di tutti i tempi, e che nessuno si offenda.
Let's go, Richard. Ma cosa dia? Glielo regalerò. Dopo in America si va verso il continente europeo con Visage, Time to Play. Bello, bello. Oh raga, domani per, per gli amanti, Soltanto per una manciata di solchi. per gli amanti degli anni 70, 80, 90, 2000, 2010. No, ci tenevo a farvi sentire questa spezzone. Questa è una serata che ho fatto una decina d'anni fa e sarà il mio regalo che farò personalmente a Riccardo Cioni per dirgli quanta stima ho sempre avuto della tua persona e della tua bravura. Quindi è un bel documento, dai. Poi nelle prossime puntate faremo ascoltare altri spezzoni di serate, perché è una cosa bella ricordare ieri per avere un bel futuro domani, va bene? Quindi lo possiamo salutare. Sì, sì. Un saluto a tutti quanti. Ragazzi, purtroppo ci dobbiamo lasciare. Dobbiamo andare a lavorare. È stata una bella lunga diretta oggi. Era anche per stemperare quell'immagine che si è vista prima lì sulla battigia, questo delfino spiaggiato, morto, e che nessuno interviene ancora a rimuoverlo, anche perché poi le malattie, no, perché noi domani ci saremo un'altra volta. Siamo a ridosso di un complesso come la Fiumara e non si può, insomma, non si possono vedere certe cose. Mi dispiace, ci dispiace, ma non si possono vedere certe cose. Beh, ecco, dal cimitero salutiamo i nostri defunti. Dal segno di croce. Vi auguriamo una buonissima giornata da Barritta Vest, Enzo Delvi. L. Lurus. Ciao a tutti, ciao ragazzi.